Scendono sotto i 300 i contagi delle ultime 24 ore, ma sono 338 i ricoveri nei reparti di malattie infettive, 27 i pazienti intubati, quasi 3.000 i tamponi effettuati. Il primario nefrologia a Cosenza parla dei sacrifici affrontati dai medici in questa situazione, della disponibilità e difende la categoria dopo le accuse lanciate durante la manifestazione di ieri. Contagi in costante aumento nella città di Reggio Calabria. Il sindaco Falco Matà, al termine della task force, annuncia la chiusura delle scuole per 15 giorni, decisione sofferta ma necessaria. I segretari CGIL, CISL e UIL hanno presentato un esposto nel quale si ipotizza il reato di falso in atto pubblico in relazione al documento di riordino della rete ospedaliera. Presidio permanente di commercianti autonomi davanti all'ospedale di Castrovillari, invocano il diritto alla salute. Buonasera dalla redazione TG10, ampia pagina dedicata al Covid in questa edizione del telegiornale. Abbiamo tante cose da farvi vedere e tante notizie da darvi, ma cominciamo con l'estrema sintesi del bollettino quotidiano con i contagi in calo, fortunatamente, con 3.000 tamponi circa. Purtroppo ci sono 7 deceduti e aumentano anche i ricoveri. In Calabria, ad oggi, sono stati sottoposti a test 310.710 soggetti, più 2.913 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 9.416, più 297 rispetto a ieri. Quelle negative, 301.294. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 65, a Catanzaro 62, a Crotone 21, a Vibo Valentia 25, a Reggio Calabria 125, da altra regione dello stato estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 338 nei reparti di malattie infettive e 27 nelle terapie intensive. Questo è il bollettino, abbiamo parlato in questi giorni della carenza di posti, abbiamo esaminato la situazione sia negli ospedali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, ci siamo concentrati sull'Annunziata di Cosenza che è stato anche al centro di polemiche, situazioni in particolare nel pronto soccorso molto difficili, si è corsi al riparo, c'è una riorganizzazione in corso, ci sono delle novità che riguardano i reparti per snellire l'attività del pronto soccorso e soprattutto per spostare i pazienti in osservazione. Ne abbiamo parlato con il primario di terapia intensiva e rianimazione Pino Pasqua, che ci dice cosa entrerà in regime nelle prossime ore. L'azienda ospedaliera dà seguito a quanto annunciato ieri dal direttore sanitario Francesco Zinno, ampliando gli spazi destinati ai pazienti Covid. L'ospedale dispone attualmente di 69 letti di degenza ordinaria Covid, più 19 letti Covid in terapia intensiva e rianimazione. Si stanno predisponendo le azioni per aprire ulteriori 20 posti letto Covid, che saranno gestiti dai medici della medicina interna e che contribuiranno a decongestionare il pronto soccorso. Da domani saranno inoltre attivi ulteriori 10 posti di semi-intensiva Covid, gestiti da medici della rianimazione. Sono già attivi 10 posti letto nelle 2 tende allestite sul piazzale di Via Zara, utilizzate come area Obi Covid a supporto del pronto soccorso, dove saranno accolti i pazienti in attesa di ricovero. Sicuramente è una situazione che, come ci è dato vedere, è piuttosto complessa, nel senso che l'accesso e l'arrivo in pronto soccorso è piuttosto cospicuo di pazienti in difficoltà respiratorie nella loro evoluzione del problema Covid. Però io ci tengo a voler grossomodo non tranquillizzare e cercare di capire meglio questa situazione. È una seconda ondata di Covid che sicuramente ha aumentato fortemente quello che è il numero di pazienti positivi. Noi avevamo fatto come azienda ospedaliera, come ospedale, la creazione di 70 posti letto a tal riguardo, si sono rivelati non sufficienti per quello che è l'afflusso di pazienti in questo senso. Però ecco, diciamo anche per quanto concerne il lavoro di pronto soccorso, che stiamo cercando di diminuire come capacità, diciamo, di impegno, nel senso che abbiamo aperto dei dei reparti che nell'arco di 24 ore verranno ad essere occupati dai pazienti presenti in pronto soccorso, che è una medicina Valentini Covid a Stanteria, dove posizioneremo questi pazienti. Siamo in attesa dell'apertura dei posti anche di Cetraro e di Rogliano, e questo secondo me potrebbe sicuramente dare uno sfogo alla situazione attuale. C'è da aggiungere ancora che sarà anche per quello che è la situazione Covid in essere, a parte, diciamo, questo afflusso di pazienti Covid, l'afflusso di altre patologie è ridotto fortemente al pronto soccorso, quindi noi abbiamo un 50% in meno di quello che è l'afflusso normale che avevamo fino ad oggi, prima nella fase pre-Covid al pronto soccorso. Entro e non oltre domani mattina 20 di questi pazienti saranno trasferiti in questo reparto.
Contemporaneamente abbiamo aperto ulteriormente altri 10 posti di subintensiva in aggiunto a quello che era già i posti letti della terapia intensiva che avevamo, che tra Covid e non Covid arrivava già a 30. Speriamo anche nel supporto, io lo ripeto, del territorio, affinché questo possa dare uno sfogo alla nostra azione ospedaliera, che è già abbastanza satura di quello che è la situazione attuale. Pasqua non ritiene utile l'allestimento di ospedali da campo, soluzione paventata in queste ore. Non credo che sia quello il nostro problema, c'è bisogno di probabilmente trovare dei luoghi idonei per poter mettere questi pazienti. Non è una situazione di guerra, è una situazione molto impegnativa dove tutti ci stiamo mettendo l'anima per poterla risolvere. Questa è la situazione all'Annunziata. Ieri, durante la protesta di medici e infermieri del pronto soccorso, sono state allusioni anche a medici che sarebbero in ferie in questo momento e che non collaborerebbero in questa situazione di emergenza. Risposta stizzita da parte del primario di nefrologia e dialisi Teresa Papalia, ma anche l'azienda ospedaliera è entrata sull'argomento. Non sono andate giù al primario di nefrologia dell'Annunziata di Cosenza, Teresa Papalia, le parole proferite durante la manifestazione di protesta inscenata sotto il palazzo della direzione generale dell'azienda ospedaliera. La Papalia ha risposto stizzita ai riferimenti ai medici che sarebbero in ferie o comunque non coinvolti nella lotta al Covid che ha stravolto l'attività ospedaliera. In ospedale siamo in guerra contro il Covid e tutti fanno la loro parte con abnegazione, ha detto. Trovo ingeneroso, se non proprio calunnoso, che qualcuno, a quanto mi risulta assente dalla realtà ospedaliera in queste ore drammatiche, dia un'immagine falsa di una realtà che mostra di non conoscere. Non c'è medico e paramedico, assicura la Papalia, che non dia il massimo dell'impegno possibile, sia al pronto soccorso, assediato, sia per quel che mi risulta, negli altri reparti, tutti che hanno a che fare con l'emergenza. Segnalo soltanto, sostiene il primario di nefrologia, che i nostri medici sono offerti volontariamente di lavorare in ambiente Covid e come unità operativa abbiamo rinunciato agli spazi di una seconda dialisi affinché siano destinati alla terapia intensiva di ammalati Covid. E anche l'azienda ospedaliera è tornata sull'argomento con una nota che si riferisce anche alle presunte assenze. È destituita di fondamento, si legge, la notizia relativa al personale medico che sarebbe in questo momento in ferie perché i reparti sono vuoti. Allo Stato risultano in ferie 19 medici su circa 430 assunti, ma sono in ferie prepensionamento, programmate prima dell'inizio della pandemia. Il congedo parentale, che pure è un diritto garantito per spirito di servizio e solidarietà tra i colleghi, è stato richiesto soltanto da 6 medici. Anche l'ospedale di Catanzaro, questa volta il Mater Domini è sotto stress, sotto pressione e anche lì si tenta e si riesce a fare una riorganizzazione per accogliere pazienti. Vediamo. 30 posti letto per l'emergenza Covid collegati con i reparti di rianimazione con percorsi dedicati al Policlinico Mater Domini di Catanzaro. Si è lavorato a lungo in estate per non farsi trovare impreparati dalla seconda ondata del Covid. Noi ci siamo dedicati durante l'estate ad allestire una terapia subintensiva con 11 posti letto collegata al reparto di rianimazione, che come sapete è anche un centro di riferimento ECMO per Covid e quindi molto recentemente, per esempio, una paziente da Foggia è stata ricoverata da noi e oggi, poiché si è stabilizzata nel reparto di rianimazione, verrà ricoverata in questo reparto di subintensiva. A mano in questa seconda ondata cosiddetta il numero di posti letto è stato aumentato. Quindi oggi noi disponiamo di 30 posti letto che sono organizzati al 7° piano e al 9° piano di questo corpo in cui noi ci troviamo, che è il corpo A. Tutti questi 2 piani sono collegati con il reparto di rianimazione, quindi usufruiscono di un percorso dedicato a questi pazienti e che rende quindi questi pazienti isolati del resto dell'ospedale. L'altra cosa positiva è che nel frattempo ci siamo dotati di tutta la strumentazione che serve per il supporto respiratorio ed anche l'unità operativa si basa su medici che hanno diverse specializzazioni. Ma il dottor Torti dice ai nostri microfoni: abbiamo lavorato bene, ma forse si poteva fare ancora meglio. Che la sensazione che abbiamo oggi è che tutto ciò che abbiamo fatto è sulla strada giusta, ma non basta. Il sistema è sicuramente sotto stress
Il personale ci viene fornito, ma però non c'è stato il tempo di formarlo e quindi in particolare gli infermieri a mano che entrano nel reparto debbono essere formati di volta in volta. È necessario avere più posti letto perché abbiamo richieste continue di ricovero da parte del territorio ed è necessario avere sicuramente più personale. Adesso ci sono stati offerti bandi per il reclutamento di personale sia infermieristico che anche medico, però appunto questi bandi devono ancora essere sostanzialmente espletati. Ecco, questa è la Catanzaro, andiamo a Reggio Calabria, il sindaco Falco Matà. Prima lamenta il mancato spostamento di 30 pazienti dal GOM di Reggio all'ospedale di Gioia Tauro, ne sono passati soltanto 10 dei 40 previsti. E poi parla della decisione sofferta presa per le scuole che saranno chiuse per 15 giorni. Vi anticipo che anche a Cosenza è stata emessa l'ordinanza di chiusura di 6 giorni però per quanto riguarda il sindaco Occhiuto, altri 7 giorni di chiusura per le scuole di San Giovanni in Fiore da parte del sindaco Succurro, ma sono delle decisioni che si susseguono ora dopo ora per quanto riguarda gli istituti scolastici calabresi. Solo 10 pazienti dal GOM di Reggio Calabria all'ospedale di Gioia Tauro, un trasferimento che non basta a limitare la pressione sul nosocomio reggino che ad oggi ospita 115 pazienti in malattie infettive e 10 in terapia intensiva. Il sindaco Falco Matà ne parla al termine della task force comunale. Durante la riunione della task force abbiamo appreso dal grande ospedale metropolitano che l'ASP ha dato disponibilità al trasferimento domani all'ospedale di Gioia Tauro soltanto di 10 pazienti rispetto ai 40 che ci erano stati comunicati durante l'incontro di mercoledì in prefettura. Questo naturalmente non risolve il problema, ma soprattutto non alleggerisce l'attività dell'ospedale, quindi bisogna fare in modo che anche gli altri 30 pazienti vengano trasferiti il prima possibile all'ospedale di Gioia Tauro. Intanto, con i contagi che continuano a galoppare, si è reso necessario prendere una decisione dolorosa che riguarda le scuole. Seppur con grandissimo dolore si è ritenuto in maniera unanime, si è valutato in maniera unanime la necessità di dover chiudere le scuole per 15 giorni per verificare la curva dei contagi come procede. Purtroppo la situazione è grave, inizia a essere sempre più critica nei nostri ospedali e bisogna adottare tutte le misure che possono evitare il proliferare del contagio. Una di queste naturalmente è quella di chiudere le scuole. Naturalmente questo non risolve il problema al 100%, non lo risolve perché comunque bisogna evitare che le persone escano di casa se non per i motivi stabiliti dal nuovo DPCM, quindi motivi di lavoro, motivi di acquisto di beni di prima necessità o motivi di salute, e accanto a questo bisogna procedere con il tracciamento. Se dall'ASP non arrivano i dati sul tracciamento, ogni attività, ogni azione rischia di essere inefficace. Questo a Reggio Calabria. A proposito di carenza di personale, arriva l'ordinanza annunciata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì che autorizza il reclutamento di 300 tra medici e infermieri. Sentiamo uno stralcio del suo annuncio video. Il presidente della regione ordina di disporre per tutte le aziende del servizio sanitario regionale il completamento delle assunzioni autorizzate con la circolare del 31 marzo 2020, protocollo 124.025. Secondo, di autorizzare l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 infermieri professionali da assegnare alle singole aziende del servizio sanitario regionale per l'assistenza ai pazienti affetti da Covid-19 in relazione alla dotazione complessiva dei posti letto attivati nelle diverse strutture ospedaliere. Terzo, di reclutare le figure professionali di cui al punto precedente utilizzando le graduatorie predisposte dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile a seguito dell'ordinanza del Capo della Protezione Civile numero 709 del 24 ottobre del 2020. Quarto, di stabilire che sino alla scadenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al momento fissata alla data del 31 gennaio 2021, con tutte le risorse reclutate saranno costituiti
rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e che il corrispettivo della prestazione lavorativa sarà commisurato al trattamento economico al netto di oneri e accessori previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale per le medesime figure professionali. Dunque 150 medici e 150 infermieri in più a breve per gli ospedali calabresi. Tutto si sta smuovendo, ma con un po' di ritardo, ma stanno arrivando i rinforzi per gli ospedali impegnati nella lotta con il Covid. Intanto i sindacati si rivolgono con un esposto denuncia al procuratore Gratteri. L'atto ricostruisce la sequenza dei passaggi compiuti da istituzioni e autorità competenti dall'inizio della pandemia e martedì prossimo saranno in audizione dal Ministro Speranza. I segretari calabresi di CGIL, CISL e UIL hanno presentato una denuncia alla Procura di Catanzaro ipotizzando il reato di falso in atto pubblico in relazione al documento di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. Nel documento redatto nel giugno scorso si afferma che è stato effettuato un potenziamento dei posti letto nei reparti di terapie intensive e malattie infettive. Addirittura si parla di un aumento del 65% rispetto al periodo antecedente la pandemia. La realtà però sembra davvero molto diversa. Abbiamo chiesto di fare luce sulle responsabilità di tutta la filiera di comando che in questi mesi non ha consentito di mettere in sicurezza la salute dei cittadini calabresi. Bastava che ognuno facesse il proprio dovere per avere almeno 100 posti letto di terapia intensiva e subintensiva. Abbiamo posto il tema legato ai tracciamenti, ai flussi che non sono stati dati per tempo. Abbiamo posto il problema delle strutture ospedaliere che non sono nelle condizioni di fare i tamponi. Abbiamo posto il problema della continuità assistenziale e quindi in questo momento serve chiarezza e da parte del governo e soprattutto la politica regionale non deve litigare in questo momento, c'è bisogno di unità, però c'è bisogno anche di avere chiarezza. Le cose che sono successe in queste settimane anche nei media non fanno onore alla Calabria, bisogna riportare le questioni di merito sul merito e CGIL e CISL e UIL oggi hanno voluto dare anche un segnale a tutti perché ci vuole responsabilità in questo momento e qua lì dove ci sono state le responsabilità è bene che escono fuori. Abbiamo un'audizione comunque per martedì 17 in Dipartimento Ministeriale e quindi stiamo preparando un documento di osservazione al decreto che finalmente ieri è stato pubblicato. È un decreto che in parte recepisce alcune nostre sollecitazioni ma trascura aspetti importanti. La Calabria nella gravità e nella drammaticità della situazione ha anche un'opportunità se viene colta con responsabilità da parte di tutti. È inaccettabile che il governo metta la scelta sul commissario alla mercé di quella che è la lotta politica che c'è all'interno della maggioranza di governo. Questo non può essere accettato, ci dispiace che non lo dica la politica calabrese questo. Non può essere accettato nonostante il verificarsi dei drammi della sanità calabrese che sono venuti fuori anche in questi ultimi giorni, ma non sono di questi giorni, sono di diversi anni, ancora ci sia la politica che irresponsabilmente permette che ci sia un tentennamento rispetto a un fatto invece evidente che in questa regione c'è bisogno immediatamente intervenire perché c'è in pericolo la vita dei calabresi. Territorio in subbuglio, a Castrovillari c'è un sit-in permanente da parte di commercianti autonomi davanti all'ospedale, invocano il diritto alla salute. Siamo qui a Castrovillari di fronte all'ospedale e siamo qui con questo comitato che è nato all'indomani dei vari DPCM. È un comitato che dice non si vuole sostituire alla politica, però vuole dare voce ai cittadini a causa di questo malcontento che si registra purtroppo nella sanità. Io mi avvicino ad Alba Rosa. Che cosa è stato fatto in questi 3 giorni? Abbiamo chiesto appunto la partecipazione di tutta la cittadinanza affinché venissero attivate le USCA, le famose USCA di cui tanto si parla ma per cui nulla è stato fatto fino ad oggi. Si chiede l'attivazione del laboratorio analisi per processare i tamponi perché ancora oggi abbiamo bisogno di mandarli all'esterno. E ci siamo resi conto, siamo perfettamente coscienti che abbiamo un'urgenza, quindi in questo momento, lasciando perdere la burocrazia, chiediamo che tutto sia risolto nel più breve tempo possibile, che ci vengano date delle risposte e che ci sia un'attivazione immediata di chi di competenza. Devo protestare
facendo riferimento per la seconda volta a un altro articolo della Costituzione italiana, l'articolo 32, che rivendica il diritto alla salute di ogni cittadino. Volevo fare semplicemente una domanda: ma la Costituzione italiana deve essere osservata solo da noi cittadini o vale per tutti quanti, anche per chi è sul podio e non riesce a gestire i propri doveri? Dopo 12 anni di fallimento del commissariamento e quindi dei vari governi che hanno nominato questi commissari, non siamo né rientrati come debito pubblico e sicuramente abbiamo subito un taglio lineare, ragionieristico direi, sulla sanità, sulla spalla della sanità dei calabresi, quindi sulle spalle dei calabresi stessi. Questo taglio non ha portato a nulla di buono, meritiamo la fine del commissariamento e meritiamo di gestire direttamente, naturalmente sotto controllo, sotto stretto controllo governativo. Poi insomma, se non siamo in grado di farlo, siamo stati rimandati per 12 anni, abbiamo la possibilità di dare di nuovo l'esame. Per quanto riguarda le scuole, ne abbiamo parlato prima con il sindaco Falco Matà, c'è una nota che riguarda il presidente della regione facente funzione Nino Spirlì, che dice a TG Sky 24 potrei pensare anche di chiudere le scuole, è un qualcosa che preoccupa la popolazione, dunque se dovessero esserci delle situazioni aggravate nelle ultime ore potrei pensare di chiudere le scuole come hanno fatto molti sindaci, e ha detto in particolare che ne dica il ministro competente, potrei firmare un'ordinanza con la quale deciderò di chiudere per un periodo anche le scuole. Per il momento è soltanto un'intenzione annunciata, vedremo come si evolverà la situazione. In Calabria in queste ore, come abbiamo detto, ci sono meno contagi, più ricoveri e anche 7 decessi. Vedremo cosa succederà. Intanto torniamo sulla questione ospedali con il consigliere regionale Aieta, che è contrario a aprire dei punti Covid in ospedali dove è necessario adeguare le strutture, ma dice apriamo ospedali già pronti come sono quelli di Praia a Mare e Trebisacce. Sentiamolo. Non c'è bisogno di adeguare strutture in funzione per creare reparti Covid, ma solo di attivare strutture già pronte come gli ospedali di Praia a Mare e Trebisacce. Il consigliere regionale Aieta ne è convinto. È uno scandalo perché in una pandemia che ormai è esplosa anche in Calabria, in cui l'hub di Cosenza ormai è intasato, dove ci sono pazienti che aspettano di fare una TAC, che arrivano in mattinata e riescono a farla la sera, e quindi comprendo il lavoro, il sacrificio di quei medici, di quegli infermieri. A fronte di questo ci sono ospedali che non svolgono la funzione suppletiva, nel senso che ci sono ospedali pronti, già pronti, come l'ospedale di Praia a Mare, perché insomma nessuno lo dice, perché ognuno pensa di farsi nemici politici. C'è l'ospedale di Praia a Mare con una TAC e una risonanza già pronti, che possono essere allestiti quei posti letto per posti letto Covid. Invece cosa si fa? Cosa fa la Bettellini, il management dell'ASP? Spende soldi, ingenti risorse, ho chiesto adesso di sapere quante risorse stanno spendendo per allestire posti Covid nell'ospedale di Cetraro, cioè facendo lavori ex novo e intasando un ospedale che è uno SPOC, che dovrebbe in qualche modo collaborare con l'hub di Cosenza, perché non si muore solo di Covid, si muore anche di altre patologie, e la dottoressa Bettellini, che avrebbe dovuto eseguire il piano Covid del famigerato Cotticelli, non ha creato un posto letto di terapia intensiva e vuole trasformare l'unica terapia intensiva che serve a una popolazione di 150.000 abitanti, che è sul Tirreno, in terapia intensiva Covid. Siamo all'assurdo. Questi devono andare via perché non conoscono il territorio, ignorano il territorio, per cui non sanno che Praia è pronta, che Trebisacce è pronto. Questo è il punto vero. 19 novembre affiancherà i sindaci che saranno a Roma per chiedere al governo una svolta nella sanità calabrese. E io spero che i sindaci, finalmente, i sindaci facciano sentire la loro voce. Il 19 io sarò alla manifestazione a Roma a sostegno dei sindaci, perché non se ne può più di questa inadeguatezza, di questa superficialità. E allora la cronaca legata però al Covid, perché c'erano dei cittadini di Africo, la maggior parte di quelli che hanno avuto il bonus spesa, che a quanto pare non avevano diritto.
Ancora in debiti percettori del bonus legato al Covid-19, la Guardia di Finanza ha sanzionato amministrativamente 91 persone di Africo che sono state poi segnalate all'ente comunale competente per il recupero complessivo di 64.000 euro. I 91 avevano dichiarato di essere nelle condizioni di poter usufruire del sussidio. In realtà c'era chi percepiva lo stipendio, chi godeva già di altri benefici. I militari della compagnia di Melito Portosalvo hanno avviato immediatamente però opportune verifiche scoprendo l'illecita condotta. A questo punto è scattata anche la segnalazione all'ente comunale, come già detto. Ricordiamo che già nelle precedenti settimane le forze dell'ordine avevano accertato illecite condotte in altri centri rispetto proprio al beneficio legato al Covid-19. Infatti il metodo è sempre lo stesso: dichiarazioni mendaci attraverso le quali si cerca di ottenere risultati economici indebiti. E adesso il rapporto di Banca Italia, che purtroppo peggiora anche grazie a causa del Covid-19, di questa situazione economica paralizzata ormai da mesi, e la Calabria purtroppo ne fa le spese. Economia calabrese a picco, e non poteva essere altrimenti. Il report della Banca d'Italia, che sottolinea come la pandemia è stata e continua ad essere un vero e proprio shock per le imprese. Si trovava in una situazione di lieve recupero fino al 2019, in cui c'era già stata una battuta d'arresto, ma quella che c'è stata con l'emergenza sanitaria non è stata una battuta, ma un vero e proprio precipizio. Precipizio che ha intaccato ovviamente una delle cose più importanti per gli operatori economici, che è la certezza delle proprie prospettive. Siamo in un clima in cui tutte le decisioni economiche sono dominate dall'incertezza, quelle delle famiglie, quelle delle imprese, quelle di ogni operatore e anche quelle del pubblico, della pubblica amministrazione, che in questo momento deve in qualche modo modificare il proprio atteggiamento e i propri stimoli all'economia per poter far sì che questo momento sia un momento transitorio e che una volta terminato possa riprendere, speriamo meglio del passato, lo sviluppo della regione. L'aggiornamento congiunturale sull'economia regionale prodotto mostra un quadro d'insieme complesso. Ci sono timidi segnali di ripresa nel post primo lockdown, ma insufficienti a coprire le perdite, con conseguenti indebitamenti per famiglie ed imprese. Una bolla che è fatta di moratorie, di garanzie concesse al credito, ma anche di blocco dei licenziamenti, di sostegno al reddito, di varie operazioni di sostegno al reddito. Ecco, questa bolla ovviamente ha in qualche modo occultato e attutito gli effetti dell'emergenza sanitaria sull'economia, ma ben presto bisognerà tornare a fare i conti con questo. Abbiamo assistito infatti a una rapida crescita del finanziamento all'economia e della concessione di credito, non maggiore di quella che abbiamo visto a livello nazionale, anzi leggermente inferiore, però comunque consistente, tenendo conto di un fatto, che la nostra struttura di imprese è fatta di piccole e piccolissime imprese, e questo in qualche modo, se come numero di richieste siamo grosso modo in linea con la tendenza nazionale, come ammontare siamo lievemente inferiori in regione. Allora, altra cronaca, atto vandalico a Castrovillari, imbrattato l'altare della chiesa della Madonna dell'Idria, vediamo. Non ci sono parole sufficienti per condannare un gesto così tanto irrispettoso, messo in atto tra l'altro in un momento così difficile. Qualche giorno fa è stata deturpata da vandali con vernice spray rossa e nera la piccola chiesetta della Madonna dell'Idria a Castrovillari. Diciamo 5-6 mesi fa hanno deturpato il muro all'esterno, ma si pensava che era una ragazzata, una cosa così, non pensando alla chiesetta. Mentre 2 o 3 giorni fa, passeggiando il cane, mi sono accorto che la porta era aperta, sono entrato e ho visto
lo scempio che c'è stato nella chiesa. La fortuna è stata che sull'affresco c'era il vetro. La Madonna dell'Idria un tempo era molto venerata dai castrovillaresi. Mio nonno nel 1921, comprando questa proprietà dal barone Cassanese, ha trovato nella proprietà c'era questa chiesetta. Il Villagest è stato denunciato sul web scatenando lo sdegno generale, nella speranza che il responsabile o i responsabili possano essere individuati. Questa chiesetta, oltre ad essere luogo di culto, rappresenta per la famiglia Miglio un valore affettivo e per i castrovillaresi lo sfondo di tanti momenti di vita quotidiana. E possa la Madonna dell'Idria, detta anche del buon cammino, indicare la strada giusta a coloro che l'hanno smarrita. Corriamo a vedere la chiusura della borsa. Chiusura positiva per le borse europee ad eccezione di Londra. L'attenzione è tornata a focalizzarsi prevalentemente sulla pandemia, specialmente nelle ultime ore dopo il nuovo record di casi nel Regno Unito e l'aumento dei ricoveri in Francia. Gli Stati Uniti hanno registrato 145.000 nuovi casi, mentre New York sembra prossima a chiudere le scuole e a Chicago i cittadini sono stati invitati a rimanere in casa. La potenziale minaccia di una seconda ondata della pandemia per la ripresa economica è stata sottolineata ieri dai presidenti BCE, Fed e Bank of England, che hanno parzialmente ridimensionato anche l'eventuale impatto del vaccino. Per quanto riguarda l'agenda macro, la seconda lettura sul PIL dell'Eurozona ha registrato un incremento del 12,6% su base trimestrale, lievemente al di sotto della prima lettura e delle stime degli analisti. Inaspettatamente in calo a 77 punti l'indice sulla fiducia dei consumatori statunitensi per il mese di novembre. In questo clima di incertezza, il FTSE MIB di Milano ha chiuso in progresso dello 0,4%, sopra la parità anche il DAX di Francoforte a più 0,2%, il CAC 40 di Parigi a più 0,3% e l'Ibex 35 di Madrid a più 0,7%, mentre arretra leggermente il FTSE 100 di Londra a meno 0,4%. Oltreoceano, variazioni modeste per il Dow Jones a più 0,8%, l'S&P 500 a più 0,7% e il Nasdaq a più 0,4%. Intanto sul Forex il cambio euro-dollaro sale a 1,182 mentre il dollaro-yen scende a 104,7. Tra le materie prime scendono le quotazioni del greggio con il Brent a meno 1,5% a 42,9 dollari e il VTI a meno 2,1% a 40,3 dollari. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 122 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,67%. Tornando a Piazza Affari, denaro su Pirelli a più 4,5%, CNH a più 4,4% e Biper a più 3,8%, in coda Atlantia a meno 4,9% prima dei risultati e in scia al possibile dietrofront di CDP nelle trattative per Aspi. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una debole saccatura in quota su Balcani e Grecia porterà a un debole peggioramento sulla nostra regione nella giornata di venerdì, che consisterà in passaggi nuvolosi e pochissime piogge. Domani cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con formazione di modesta nuvolosità nel pomeriggio sulle aree interne e versanti ionici, che potrebbe provocare isolati piovaschi su Sila Piccola, Serre e Aspromonte. Aumento di nuvolosità alta dal pomeriggio sera a partire da nord-ovest. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mari ancora quasi calmi o poco mossi, sul Tirreno soffieranno venti deboli, generalmente dai quadranti orientali, disturbati in prossimità delle coste dalle brezze. Sullo Ionio venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e una buona serata.